A 1 anno e mezzo dalla votazione della riforma sanitaria continuano le proteste dei cittadini del comitato, queste che porteranno nei prossimi mesi anche alla richiesta di un referendum abrogativo della riforma. Come Movimento 5 Stelle noi vogliamo proporre una proposta sanitaria costruita con i cittadini, con gli operatori della sanità, e per questo abbiamo messo sul sito del Movimento 5 Stelle, sulla piattaforma Rousseau, il testo dell'attuale riforma sanitaria con gli emendamenti che abbiamo già proposto durante la votazione della riforma, e chiediamo a tutti i cittadini di contribuire. L'obiettivo è quello di andare a sostituire l'attuale riforma che, nonostante il centro-sinistra metta al centro la persona, in realtà ha messo al centro solamente gli interessi della politica. Ecco, interessi della politica, da questo volevo ripartire. Sono stati troppi quelli che dopo sono diventati gli interessi all'interno di una riforma, e se sono diventati troppi, a questo punto il punto di partenza saranno i vostri emendamenti o anche altri punti che voi condividete? No, il punto di partenza sono i nostri emendamenti, che nascono tra l'altro già da una prima partecipazione che abbiamo fatto facendo un ciclo di conferenze nei diversi territori della regione, ma siamo aperti a tutte le proposte che ci verranno fornite dai cittadini e dagli operatori. Tolte le proposte, questa è la mia ultima domanda, tolte le proposte dei cittadini, voi aggiungerete qualcos'altro o vi fermerete agli emendamenti già proposti? No, ci fermeremo agli emendamenti già proposti e faremo una riscrittura della riforma.